Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo negli uffici della Direzione Generale dell'Abruzzo, o meglio l'azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione, la prima della Sardegna, con oltre 3.000 dipendenti. Agnese Foddis, dopo 7 mesi, ha lasciato la guida dell'azienda ospedaliera universitaria, dove era commissario. Adesso c'è questo nuovo incarico. Con quali obiettivi, con quali progetti, visto che questa azienda lei la conosce bene? Sono molto felice di tornare a casa, che non è solo un eufemismo. Sì, la conosco bene perché ci ho lavorato diversi anni. È chiaro che non ricoprivo un ruolo di direttore generale, comunque ero la responsabile del servizio acquisti beni e servizi. Poi, come diceva giustamente lei, ho affrontato anche un'esperienza nuovissima per me, che è quella dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Nuovissima perché mi ero sempre occupata di ospedali nella ASL di Carbonia, quindi l'esperienza fatta con 2 anime, che quella ospedaliera e quella universitaria, era totalmente differente rispetto alle esperienze che io avevo maturato. Quindi le radici sono nel Sulcis, 14 anni tra Santa Barbara e Iglesias. Sì, sì. Sì, è stata anche quella un'esperienza chiaramente che porto sempre nel cuore, perché il Sulcis, diciamo che è la mia formazione, perché lì ho avuto i miei incarichi più importanti, quindi dal bilancio a tutti quelli che ho appena elencato. E poi nel 2013 sono arrivata qui al Bruzzo, all'azienda ospedaliera, all'Arnas Bruzzo, dove ho avuto l'incarico di responsabile del servizio acquisti, e poi ero anche capo dipartimento. E poi chiaramente ho proseguito fino a quando ho avuto l'incarico importante del Policlinico. Una curiosità, quando si è responsabile del servizio acquisti, io so che si instaura un confronto che si ripete spesso con i primari che vorrebbero acquistarti per gli apparecchi più moderni, vorrebbero avere nei loro reparti le tecnologie migliori. È difficile dire no, sì? Guarda, in genere non è difficile. Io sono stata fortunata perché ho trovato delle persone molto giudiziose, delle persone che è vero volevano le tecnologie migliori, ma non tanto per soddisfare la loro esigenza di avere le tecnologie migliori, ma quanto per dare dei servizi in più al paziente. Ecco, diciamo che l'acquisizione di una tecnologia migliore era volta proprio a dare un servizio migliore al paziente. Io non ho avuto difficoltà a far capire che tutto si può ottenere, ma chiaramente osservando la legge, ecco, con i requisiti chiaramente giusti e con gli acquisti trovando, se non quell'acquisto che loro magari sui quali propendevano, magari qualche altro acquisto che fosse all'altezza di ricoprire quella particolare esigenza. E questo confronto era duro? Assolutamente no, è stato molto collaborativo, molto.
Un altro particolare, oggi c'è una pandemia molto, molto diversa da prima, quindi c'è stato prima un protocollo difficilissimo da affrontare, i ricoveri, il rapporto con chi voleva entrare in ospedale. Oggi stanno cambiando queste cose o c'è sempre questa grande severità? Allora c'è sempre grande cautela, chiaramente, perché purtroppo ora, anche se non è così aggressivo il virus, però chiaramente è molto contagioso e quindi dobbiamo preservare i pazienti innanzitutto e tutti gli operatori. È chiaro, stiamo continuando a far osservare tutte le precauzioni che comunque sono previste dalla normativa e poi è quelle che comunque anche noi, è vero, con particolare severità, ma ripeto, non è perché dobbiamo punire il parente del paziente, assolutamente deve essere tutto organizzato proprio per garantire l'incolumità di tutti, dal paziente all'operatore sanitario. Si dice che la donna abbia difficoltà a fare carriera, arrivare ai livelli top in tutte le specializzazioni, però il suo è un caso positivo. Sì, è un caso positivo. Diventare il generale di un esercito con 3.000 soldati, tutti specializzati, tutti bravi. Ecco, magari di questo ne parleremo fra un anno, perché ancora chiaramente sono nella fase d'avvio e quindi se il buon generale è stato tale, ecco. Benissimo, quindi tanti auguri per il suo nuovo incarico. Adesso noi ci concentriamo su quello che è successo in questo ospedale nei giorni scorsi, nei giorni della Befana, e ne approfitteremo anche per parlare della pediatria, che è un qualcosa di assolutamente delicato e speciale con Maurizio Zanda. Sì. Grazie davvero. Grazie. Agnese Foddis. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Ed eccoci con Morgana Maiellaro, che è stata protagonista con la sua azienda dell'evento dell'Epifania. Per portare i doni della Befana, portare dei piccoli dolci ai bambini in questo momento meno fortunati per regalargli un sorriso. E non è la prima volta. No, la settimana del 27 dicembre abbiamo portato i doni ai bambini del microcitemico, dei regali per tutti i bambini, appunto per rallegrarli un attimino di più il Natale. Di cosa si occupa, Morgana, la vostra azienda? La nostra azienda opera nel campo dei servizi sanitari integrati e in questo momento aiuta a prevenire la pandemia da Covid-19. Abbiamo diversi punti di prelievo dei test rapidi antigenici. Ultimamente stanno aumentando i casi di positività ed è per questo che le persone tengono di più a controllarsi, e quindi abbiamo circa 500 tamponi al giorno da eseguire tutti i giorni, da lunedì alla domenica. Come mai i tamponi costano tanto? I tamponi costano tanto perché comunque in questo momento c'è molto lavoro. Noi abbiamo 30 operatori che ci servono per offrire questo servizio di 500 tamponi al giorno, che comunque sono tanti e dobbiamo ovviamente ruotarli, ed è per questo che magari il tampone può costare di più. Abbiamo biologi, amministrativi, medici, infermieri, quindi è un grosso team unito. Abbiamo anche il laboratorio analisi, quindi eseguiamo tamponi molecolari e a breve apriremo anche il servizio di genetica. I bambini e la medicina è forse uno dei settori del vostro lavoro più difficili. Senz'altro i bambini sono una categoria particolare. Come hanno sempre detto i nostri maestri, il bambino non è un piccolo adulto, ma è un individuo di una realtà particolare che è l'età pediatrica, che ha delle caratteristiche completamente diverse dal mondo degli adulti. Qual è l'approccio all'ingresso in ospedale con uno dei piccoli? L'approccio del bambino all'ospedale è sempre un approccio di grande difficoltà, in un ambito di sofferenza spesso. E il compito dei pediatri, delle infermiere, del personale di un reparto di pediatria è quello di fare un'accoglienza diversa da quella che accade per l'adulto. Il pediatra, l'infermiera a volte si inventano dei giochi, degli scherzi, delle risate, delle situazioni che fanno sì che il bambino venga dalla tua parte, capisca che tu non sei il medico, l'infermiera o il personale del reparto, ma sei un amico di cui potersi fidare. E questo noi lo riproponiamo tutti i giorni, tant'è che inizialmente il bambino che entra diffidente esce salutando, sorridendo e giocando con noi. I bambini riescono a fare amicizia tra di loro nei reparti? Assolutamente sì, assolutamente sì. In questo periodo noi tendiamo a non far fare troppe amicizie, nel senso che finché è possibile mettiamo un bambino per ogni stanza, al massimo 2, cercando sempre di, quando è possibile, anche a seconda della patologia, di mettere dei bambini che hanno un'età corrispondente. Chiaramente un ragazzino di 10 anni e un ragazzino di 8 anni hanno dei giochi, degli interessi in comune. Un bambino di 3 e un bambino di 4 giocheranno con dei giochi più adatti alla loro età. Però questo, ripeto, l'aspetto umano, pediatrico, relativo ai bambini e alla loro persistenza in un ambiente completamente diverso da quello di casa è per noi una missione. Il bambino deve stare in ospedale quanto più in condizioni vicine a quella del suo domicilio. Tema di assoluta attualità. Il bambino protagonista oggi nel momento più difficile della pandemia, quello dei casi record, magari meno complessi e meno difficili di prima, ma tanti. Sì, purtroppo in questo periodo di pandemia, in questi ultimi quasi 2 anni, ormai stiamo parlando di 2 anni, noi medici, noi pediatri in particolare, abbiamo vissuto tutta una serie di problematiche che al bambino hanno interessato relativamente, perché come ha detto lei il bambino si ammala relativamente poco di malattia da Covid-19.
Però il fatto stesso che possa diventare un portatore, possa essere contagiato, fa sì che noi abbiamo dovuto mettere nei confronti del bambino la stessa attenzione che si mette per l'adulto. Basta pensare, dico una cosa molto banale, il bambino in ospedale prima riceveva le visite di tutta la famiglia, la nonna era la prima, l'altra nonna era la seconda, adesso questo non può succedere, perché come sappiamo le visite sono ridotte al minimo. Ecco, ma questo è un problema, perché il bambino lontano dal genitore... No, questo non accade. Questo non può accadere. Il bambino da sempre, ormai da 30 anni, da 40 anni, il bambino ricoverato in ospedale ha sempre accanto la mamma, il babbo o un adulto. Anche durante la pandemia? Assolutamente, non c'è stata da parte di nessuno l'idea, anche perché esiste una carta del bambino in ospedale che prevede dei diritti del bambino e il diritto è quello di avere in realtà entrambi i genitori, ci accontentiamo di uno, prima era più semplice, i genitori si potevano dare il cambio l'uno con l'altro anche a seconda delle esigenze lavorative, ecco tutto questo l'abbiamo dovuto limitare perché non è pensabile col Covid che gira tra di noi che entra una mamma, poi esce, di sera arriva il babbo e poi magari la zia perché i genitori devono andare a lavorare. Ecco, qui abbiamo dovuto mettere dei paletti, quindi uno dei genitori, poi se il ricovero dura molto, allora ci si può cambiare, magari i primi giorni li fa uno e poi arriva l'altro, ma il bambino, il genitore... Deve esserci. Quanti sono i bambini ricoverati adesso, a gennaio? In questo momento noi in reparto abbiamo una quindicina di bambini, forse qualcuno tra i 15 e i 20. Tra l'altro durante la pandemia c'è stato un crollo dei ricoveri pediatrici, un crollo da noi in tutta la Sardegna ma in tutta l'Italia, perché le mascherine, le scuole chiuse, tutti a domicilio, i bambini non si ammalavano. Ecco, ma quali sono le patologie di cui soffrono i bambini ricoverati nel vostro reparto Abruzzo? Allora, in questo momento noi abbiamo nella pediatria del Abruzzo delle patologie classiche che seguiamo noi, non dico solo noi, ma noi in particolare. I bambini che hanno malattie renali, i bambini che hanno malattie cardiache, i bambini che hanno patologie neurologiche, i bambini con la fibrosi cistica, esiste un centro per la fibrosi cistica solo qui al Abruzzo, i bambini con patologie più comuni, infezioni respiratorie, polmoniti, bronchiti, gastroenteriti. Ecco, soprattutto queste malattie infettive si sono ridotte fino in certi periodi della pandemia, quasi azzerate completamente, ripeto, in tutta Italia. Adesso, in questo periodo autunno-inverno, abbiamo ancora una vera e propria epidemia di bronchioliti. Bronchioliti è un'infezione delle primissime vie respiratorie, nelle vie più profonde, che colpisce i bambini piccoli sotto l'anno, sotto i 6 mesi, e noi abbiamo avuto tra novembre e dicembre e ancora adesso tantissimi bambini ricoverati per bronchiolite, che è un'infezione virale che, essendo il bambino molto piccolo, crea anche qualche problema, però poi si riesce a dimetterli. Un'ultimissima curiosità e la ringrazio del tempo che ci sta concedendo. Il personale che lavora nel pediatrico, nel reparto di pediatria, è un personale scelto? Questa è una domanda cattiva, diciamo che... ci vuole un'attitudine per avere a che fare con i bambini. Per cui noi in tutti questi anni abbiamo del personale che fa la pediatria perché vuole fare la pediatria, perché è capitato in pediatria e si è appassionato alla pediatria. Poi ovviamente, come tutte le cose, c'è stato anche qualcuno che si è trovato, tra virgolette, per caso in pediatria e ha capito che magari quella non era la sua strada, anche perché vedere un bambino che sta male, vedere un bambino che soffre, vedere un bambino che muore, bisogna avere una certa disponibilità, non che chi lavora in un reparto degli adulti non ce l'abbia, però il bambino
un altro mondo, quindi ci sono persone che per natura non sono portate a vedere un bambino malato, ecco, questo è il succo del discorso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sette giorni fa, nella puntata d'esordio del 2022, abbiamo parlato soprattutto di lavoro e l'abbiamo fatto con l'assessora regionale competente Alessandra Sedda e con Romina Mura, che è presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Approfondiamo il tema con la negatività di quanto è accaduto dal 2 di gennaio ai lavoratori di Airitali negli uffici della CGIL con il segretario generale PDU. Allora, Airitali, lettere di licenziamento, avete lavorato per mesi per scongiurare questo grande problema che riguarda il lavoro in Sardegna, che va a sommarsi ai problemi che riguardano i lavoratori del Porto Canale. Non c'è stato niente da fare. Sì, ma in apertura consentitemi un augurio di buon anno a tutti i vostri ascoltatori, ma soprattutto un augurio a voi per questa nuova avventura editoriale sulla quale vi state cimentando, che salutiamo con piacere, perché il pluralismo della informazione è a parer nostro una ricchezza ed è imprescindibile, come detta anche la nostra carta fondamentale, la nostra Costituzione. Quindi l'augurio principale anche a voi per la vostra avventura editoriale. Poi oggi ci ritroviamo con le lettere di licenziamento, con questi lavoratori che non conoscono quale sarà il loro futuro, il loro destino occupazionale, il loro destino professionale, e oggi che viviamo questa condizione di assoluta incertezza, producendo oltretutto un ulteriore impoverimento
del territorio regionale, di un'area specifica del nostro territorio regionale, perché sappiamo che la realtà è concentrata prevalentemente nell'area del nord-est della nostra regione e quindi tutti elementi di preoccupazione che si aggiungono ad una condizione per la nostra regione già complessa. L'epilogo peggiore che ci si potesse aspettare con il nuovo anno, dopo tanto impegno, tanti sforzi per scongiurarlo nel tentativo di salvaguardare soprattutto quei livelli occupazionali di professionalità importanti che arricchivano il nostro territorio regionale in termini di appunto professionalità, in termini anche di ricadute a tutto tondo, ci siamo ritrovati con invece le lettere di licenziamento che purtroppo bisogna riconoscere prevalentemente sono da ricondurre ad una scelta irresponsabile, incomprensibile da parte della proprietà, che non ha voluto sentire ragioni rispetto alla possibilità di mantenere ancora in piedi i rapporti di lavoro e utilizzare ancora per quest'anno gli strumenti di ammortizzazione sociali messi a disposizione. Però di fatto, sapendo che da parte dell'azienda, o meglio del liquidatore incaricato della gestione dell'azienda, c'era già questo intendimento, io credo che da parte del decisore politico si sarebbe potuto fare altro e per tempo. Parla di due ipotetiche agenzie che riguarderanno i lavoratori portuali, addirittura c'è la conferma da parte dell'autorità di sistema dei porti della Sardegna per il via libera a giugno all'agenzia dei lavoratori portuali. Per quel che riguarda invece gli altri, quelli di Aeriteli, potrebbero entrare in un'agenzia dei lavoratori aeroportuali. Sì, queste sono due delle ipotesi che stanno prendendo corpo negli ultimi giorni, o meglio, per quanto concerne il tema Porto Canale è una ipotesi allo studio già da diverso tempo. Sulla scorta di un'esperienza già vissuta nel territorio nazionale, in altre realtà portuali, dove appunto si sono costituite queste agenzie che hanno dato la possibilità a tanti lavoratori che in un certo momento erano quasi esclusi dai cicli produttivi di rientrarci e di essere resi disponibili al funzionamento di quelle realtà. Anche per Cagliari, per il Porto Canale di Cagliari, si sta ipotizzando una soluzione di questo tipo che sembrerebbe anche essere ormai nella possibilità di essere realizzata, oltre al fatto che gli stessi gestori che hanno acquisito parte del Porto Canale si sono anche resi disponibili a ricollocare parte di questi lavoratori. Quindi se sembrerebbe si stia delineando una soluzione anche da noi auspicata per i lavoratori del Porto Canale, oggi si inizia a valutare un'ipotesi analoga, naturalmente fatti tutti i distinguo per la specificità e la differenza che caratterizza l'una realtà e l'altra, si sta ipotizzando una soluzione analoga anche per i lavoratori di Aeriteli. Soluzione che se da una parte potrà dare una possibilità di salvare quelle professionalità, dall'altra bisogna capire poi realmente come potrà essere resa fruibile da parte dei vettori, che sappiamo essere tutti già dotati dei loro organici, già avere le loro professionalità all'interno, e qui parliamo di professionalità alte e specifiche che hanno bisogno di continuità lavorativa per vedere rinnovate le loro autorizzazioni al volo. Quando parliamo dei piloti, parliamo degli assistenti. Delle licenze che sono costosissime. Costose, tra l'altro, quindi qualcuno che dovrebbe farsi carico di questi costi e qualcuno che dovrebbe farsi carico di assicurare quel numero di ore di attività di volo per avere quelle autorizzazioni, quelle licenze confermate. Quindi sicuramente una condizione molto più complessa, più costosa, che dovrà essere costruita. Noi auspichiamo certo che si trovi una soluzione, perché 1322 posti di lavoro, di cui buona parte ricadenti nel nostro territorio regionale, per noi sono un patrimonio da... Ho davanti a me il disegno di legge concernente la legge di stabilità 2022. Voi l'avete valutata?
Sì, l'abbiamo valutata purtroppo, come spesso accade, ormai dall'inizio di questa legislatura a posteriori, perché ancora una volta lamentiamo la mancanza di un confronto, di una discussione preliminare con la giunta regionale. A dire la verità, c'è stato un incontro con l'assessore Fasolino che ha preceduto di qualche giorno l'approvazione in giunta del disegno di legge, dove però si è trattato di una discussione molto sommaria e su macro temi senza la disponibilità. Ecco, ma a questo punto che cosa vi piace e che cosa non vi piace? Che cosa cambiereste in questo disegno di legge? Ma noi pensiamo che sia ancora una manovra che, seppur dotata di una disponibilità di risorse importante, 8 miliardi e mezzo per la nostra regione è una manovra di tutto rispetto, noi pensiamo che manchi ancora una volta una visione, manchi una progettazione complessiva, manchi un'idea di Sardegna, mentre invece si ricorre ancora una volta ad interventi spot, interventi che, uso un termine forse forte, ma più che hanno la caratteristica dell'assistenzialismo piuttosto che l'idea di una programmazione di un progetto per la nostra isola. E oggi che ci troviamo nella fase in cui è la progettazione che qualifica l'azione dell'amministrazione, perché abbiamo una disponibilità di risorse ingente, dicevamo queste già in questa manovra, ma le risorse legate al PNRR, le risorse legate al quadro finanziario pluriennale regionale, ricordiamo che siamo ritornati fra le regioni in ritardo di sviluppo, ovvero abbiamo una disponibilità ulteriore di risorse anche dal quadro del prossimo sesegno di programmazione regionale. Manca ancora una visione di Sardegna, quale modello di sviluppo questa regione vuole darsi e su quali linee di intervento investire, mentre invece si pensa ad esempio di intervenire per contrastare il fenomeno dello spopolamento e della denatalità, due delle grandi criticità. Ed è questo un tema che affronteremo in chiusura di trasmissione con la Confederazione Nazionale Artigiani, che aveva fatto addirittura 4 report consecutivi con i numeri dello spopolamento, perché questo è il grande problema. Questo è il grande problema, e pensare che di risolverlo semplicemente riconoscendo delle misure così a pioggia, che in maniera indiscriminata ed indistinta, senza dei criteri, riconosce semplicemente per il fatto che si ha un bambino un emolumento economico alla famiglia, non è una misura che ha visione. Oltretutto limitata ai 5 anni di età del bambino. Cosa vuol dire? Che il giorno che il bambino compie il 6° anno e fra l'altro il momento in cui deve iniziare il proprio percorso scolastico, che cosa farà questo bambino? Se i genitori non hanno un posto di lavoro, non hanno i servizi necessari per stare in quel territorio. Quando si lavora in questo, mi viene quasi da pensare a quel vecchio detto cinese che dice se vuoi far sì che qualcuno cresca e migliori la sua condizione, non devi regalargli il pesce, dagli la canna da pesca, perché il pesce riesca poi a pescarlo lui tutti i giorni. E su questa riforma che riguarda la lotta allo spopolamento e gli interventi in favore dei centri dell'interno della Sardegna sono stati investiti quasi 500 milioni di euro. Assolutamente, questa è una misura che ha una dotazione economica importante, ma che a parer nostro non risolve realmente il problema, anzi forse sì, darà qualcosa a qualcuno, ma non vediamo qui una visione reale atta a rivitalizzare quei territori. Noi pensiamo che per far questo ci sia bisogno di servizi, c'è bisogno di offrire nuove opportunità a quelle realtà. Faccio un semplice esempio. Fuori dalla Sardegna, a livello europeo, si studiano progetti di ricerca importantissimi. Uno di questi potrebbe vedersi la propria allocazione in Sardegna. Parlo dell'Einstein Telescope, che gli studiosi a livello europeo hanno pensato di poter allocare in una regione, come dire, depressa della nostra regione,
a Lula, nella miniera di Sosenato, su un investimento di miliardi e miliardi di euro che vedrebbe il proprio impiego prima in 9 anni di progettazione e sviluppo di questa ricerca e poi in 30 anni di studi che si potrebbero sviluppare, occupando centinaia e centinaia di persone, di lavoratori di anche altissime professionalità, anziché investire e spingere perché progetti di questo tenore trovino allocazione nella nostra regione e lì realmente dando opportunità ad un territorio di svilupparsi e di crescere, così attrai probabilmente le persone ad andare a viverlo, andare a risiederci e investire in quel territorio. E invece pensiamo, come dire, alle solite politiche assistenziali, riconoscendo, è il modo più semplice per fare l'amministratore. Ho tanti soldi a disposizione, ti regalo qualcosa perché tu hai compiuto lo sforzo di stare a vivere nel paesino sotto i 3.000 abitanti e anche hai avuto il merito di fare un figlio. Questo non è amministrare, questo è fare altro. Gran parte dell'impegno economico programmato per il 2022 andrà alla sanità, circa 4 miliardi di euro. Anche qui si ha la disponibilità di tantissime risorse, il PNRR destina una misura intera al tema della sanità che sta dentro il tema più ampio dell'inclusione sociale, perché uno dei 3 assi portanti del PNRR guarda al tema della inclusione sociale e naturalmente la sanità, o meglio la salute a tutto tondo, perché il tema vero che lì è contenuto è il tema della salute delle persone, mette a disposizione tante risorse, quindi avere risorse a disposizione non significa che queste risorse debbano essere spese così in maniera indiscriminata, serve programmazione, serve progettazione, mentre invece qua manca ancora il piano regionale sulla sanità che si sta adottando, parte da un'elaborazione molto precisa e puntuale, i dati sono inesorabili e freddi e ti rappresentano una condizione disastrosa della nostra condizione attualmente vigente. Vediamo anche qui che manca di fatto la progettazione e la programmazione. Si è voluto introdurre una legge che ha ricostituito le vecchie 8 ASL, ad oggi non determinando, e poi lo vedremo visto che le nomine dei nuovi direttori sono dei giorni scorsi, quindi forse è prematuro esprimere una valutazione e un giudizio di merito, ma ad oggi abbiamo assistito solamente alla costituzione di poltrone di potere. Sarà da vedere se questo produrrà anche effetti positivi nell'intero sistema. Ciò di cui si ha bisogno è realmente investire sulla sanità territoriale, investire su una rete ospedaliera, come dire, specializzazioni crescenti che dia realmente risposte ai cittadini nel loro bisogno di essere curati, un sistema che investa tanto sulla prevenzione. Non possiamo pensare solamente ad offrire le cure quando le persone stanno già in una condizione di disagio, bisogna investire tanto sulla prevenzione, la prevenzione nei territori, e questo porta con sé, io sarò un po' romantico in questa visione, ma porta con sé una idea di Sardegna che, ponendo al centro la salute e la condizione di vita delle persone, deve guardare anche al suo modello di sviluppo, perché parlare di salute significa parlare anche di ambiente. Vivere un ambiente salutare, salubre, di conseguenza porta a una condizione di benessere per le persone, una condizione che poi si ripercuote anche sulla salute delle persone. Manca una visione ancora oggi, anche in questo disegno di legge, di invece un modello di sviluppo che sia a dimensione d'uomo. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man on a train. Primo torneo di padel a livello regionale dedicato alla stampa sarda. Com'è nata questa idea, Frongia? Il fatto che il padel sia una disciplina che sta crescendo, che è avvicinante, semplice e fa divertire, quindi pensavamo tanti colleghi, tanti cronisti giocano, abbiamo provato a partire anche se forse l'abbiamo fatto in tempi molto stretti, però siamo molto soddisfatti. L'USI Sardegna col presidente Paolo Mastino ha fatto un lavoro straordinario, il dopolavoro ferroviario di Claudio Cugusi ci ospita, AICS e CONI sono al nostro fianco, così come l'Ordine dei giornalisti. Un particolare, perché il successo del padel che sta avendo e riscontrando maggiori simpatie rispetto al tennis tradizionale? Perché è molto più facile del tennis, perché anche chi non ha mai giocato riesce a trovare subito una piccola continuità e si diverte. Non a caso uno dei più importanti gruppi bancari al mondo, Intesa San Paolo, sponsorizza ad esempio il World Padel Tour ed è al nostro fianco anche in questa iniziativa. Chi si avvicina al padel trova subito una piccola soddisfazione e se non va subito a prendere un maestro per fare delle lezioni cerca degli amici per poterci provare di nuovo. C'è una voce di corridoio secondo la quale tra la primavera e l'estate ci potrebbe essere un grandissimo memorial in Sardegna.
È vero, le anticipazioni portano a far sì che un grande giornalista come Giampiero Galeazzi possa essere ricordato qui da noi. È prematuro parlare di quella che sarà la scaletta, ma pensiamo di poter realizzare, ho avuto il via libera dal Presidente nazionale dell'USSI e dall'intero Consiglio direttivo per immaginare qualcosa del genere. Avremo modo di riparlarne e sarà un momento di visibilità per l'intera regione, perché se tutto dovesse andare al meglio potremo ospitare grandissimi nomi dello sport, del calcio e dello spettacolo e dell'intrattenimento, cioè i campi in cui da cronista Giampiero Galeazzi ha segnato una carriera e ha dato tante indicazioni a chi si cimentava. Anche perché poi Galeazzi per tanti anni è stato protagonista degli incontri di tennis in Costa Smeralda. Assolutamente sì, nasce da lì il fatto che potessimo approfondire questo aspetto. Galeazzi è stato protagonista al Cervo e anche al Corra Cilvuna di Arzachena del torneo per VIP, raccontano di una finale tra lui e Carmen La Sorella con in palio una 500 Fiat. Vinse Carmen La Sorella perché Galeazzi è stato un campione assoluto di canottaggio da giovane per il CUS Roma e ha preso parte anche ai campionati nazionali, però a tennis si muoveva con meno facilità. Vinse La Sorella e si portò via la 500. Un nostro collega scomparso non da tantissimo, Spineo, gli disse: ma tanto tu non ci potevi neanche entrare. Qual è stata la reazione della famiglia per un memorial dedicato al papà? Allora, se tutto va bene, ripeto, perché dobbiamo arrivare a concretizzare, Gianluca e Susanna Galeazzi, colleghi peraltro, lei lavora a Mediaset a Roma per Canale 5, Gianluca alla 7, hanno accolto con molto entusiasmo l'idea di ricordare il padre in Sardegna con un torneo di padel. Sapete già quale potrebbe essere la possibile sede del memorial? Ma intanto dovremo ragionare su più fronti, perché il tempo aprile dovrebbe essere buono, abbiamo già le giornate lunghe, credo che si partirà dal dopolavoro ferroviario, che è un circolo storico, si ripartirà con l'aiuto dell'ACS e di tutte le grandi istituzioni, ma avremo bisogno anche di altri campi e anche di un campo, perché se il tempo non dovesse essere clemente, di un campo al coperto. C'è l'appoggio del CONI? Assolutamente sì, del CONI nazionale col Presidente Malagò e del CONI regionale col Presidente Bruno Perra. Ed eccoci con il presidente regionale dell'ACS, che è promotore di questa manifestazione che vede sui campi di padel i giornalisti sardi. Com'è nata questa partnership? Allora, noi operiamo sempre a stretto contatto con tutti gli ordini, i giornalisti in particolare. Abbiamo una grande affinità anche storica, ICS è sempre stata vicina al mondo dei giornalisti e quindi ecco perché siamo qui. Abbiamo annunciato questo grande progetto che dovrebbe vedere l'ICS coinvolto insieme al CONI, all'USSI e alla Stampa Sarda, che riguarda Gianfranco Galeazzi, il Memorial. Sì, un bellissimo progetto in fase embrionale ma anche già partito, che vedrà Cagliari probabilmente come piazza realizzativa di questo evento per un ricordo dovuto a questo grande giornalista. Parliamo dei numeri di ICS in Sardegna, quanti sono i vostri tesserati? Allora, ICS in questo momento sta, come dire, in fase di restart, perché abbiamo, dopo i grandi, essendo stato il primo ente di promozione sportiva in Sardegna per tanti anni, per oltre 20 anni, in questo momento stiamo un po' ricostruendo, stiamo avvicinando i giovani e in questo momento comunque abbiamo circa 30.000 tesserati divisi nelle varie province. Chi sono i tesserati di ICS? Sono associazioni sportive, società sportive dilettantistiche e poi abbiamo chiaramente il terzo settore che sta diventando parte integrante del nostro mondo associativo e quindi ci rivolgiamo a tutte le associazioni di promozione sociale, ONLUS, eccetera. Il ventaglio di età? Da 3 anni a 90 anni. Esordio su Telesardegna di Giuseppe Amisani del Corriere dello Sport, protagonista di questo primo torneo della Stampa sportiva per il padel. Quando ti sei avvicinata a questo sport? No, da pochissimo, questa sarà la terza, quarta volta che gioco, però ci tenevo a esserci, a non mancare, anche perché l'abbiamo organizzato con l'USSI Sardegna, grazie all'interessamento anche del presidente Paolo Mastino che non ha potuto giocare, però ecco, in un momento come questo serve stare insieme il più possibile, a distanza di sicurezza, ma comunque stare
stare tutti insieme, quindi ci faceva piacere passare un giorno di festa, insomma siamo in tanti, siamo in 20, ci stiamo divertendo al di là del risultato. Io sono all'esordio non fortunato perché ho perso 3 incontri su 3, quindi però mi rifarò e l'importante comunque era divertirsi. Poi ecco, questa è anche un po' una sorta di prova generale per quello che sarà poi in primavera. Cerchiamo di ricordare la memoria di un grande collega, molto conosciuto, molto famoso, molto stimato, quindi cercheremo di coinvolgere quanti più colleghi della TV possibile, personaggi famosi che l'hanno conosciuto, che l'hanno frequentato. Non è facile perché soprattutto in questo momento di grande incertezza riuscire a spostare persone, organizzare è sempre un grosso impegno, però ci proviamo tramite l'USI Nazionale, noi USI Sardegna, insomma stiamo cercando di fare qualcosa per organizzare qualcosa di carino, speriamo di riuscirci. E la cosa più bella, e qui concludiamo, è che la famiglia, i figli, anche loro giornalisti hanno accolto con grande favore questa idea che Giampiero Galeazzi ritorni in Sardegna. Sì, in qualche modo il nostro consigliere nazionale Mario Frongia ha contattato la famiglia che si è detta entusiasta. Noi eravamo un po' titubanti, quasi gliel'abbiamo chiesto in punta di piedi, invece hanno risposto davvero con grande entusiasmo e sono stati i primi a darci coraggio, a darci forza per organizzare un avvenimento che sarà in salita, ma sono sicuro che riusciremo a fare una buona figura. E concludiamo con Matteo Casura, che è responsabile di questa struttura bellissima, il dopolavoro ferroviario. Quanti campi avete messo in gioco? Per il momento 5, non è escluso che ne vengano realizzati degli altri o addirittura che ne vengano coperti se le autorizzazioni lo consentiranno. Il segreto del padel? Il segreto del padel sicuramente che coinvolge qualunque tipo di persone o fascia d'età, in quanto possono giocare bambini, adulti, donne, uomini di qualunque età. Ma è vero che si può partire da zero? Con quante lezioni? Una, massimo 2 lezioni e si è subito pronti per giocare partite, a differenza di quello che succede magari nel tennis. Matteo Casula è campione sardo in carica. Adesso mi devi, proprio spietato, dire qual è la qualità dei giornalisti sardi. Qualità abbastanza buona, ma dei duppi lì all'Offredo sono buoni giocatori. E Mario Frongia? Mario, sì, dai, si impegna, ci mette del suo. Il grande sogno, il Memorial Galeazzi? Proviamo ad ospitarlo per aprile o maggio. È un evento di carattere nazionale. Assolutamente, verranno coinvolti anche calciatori come Marcolin, Totti, che si cimentano, anche Cassano, che si cimentano da parecchio tempo e ci piacerebbe averlo. Non sarà facile, ma ci proveremo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali.
Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Corre come un cane che ha visto il suo padrone che non trovava più. Il tempo passa in ogni direzione, non c'è atomo nel cosmo che si fermi mai. E noi pedini di questa scacchiera cerchiamo quella mossa che non disperda amore. I nostri primi premiati sono stati per lo sport Chiara Obino e per la cultura l'architetto Gianluigi Piu, famoso per i ristoranti in stile sardo, moderno, rivisitato, bellissimi, che l'architetto fa a Londra. Questa è edizione 2018. Questa è l'edizione 2018. Nell'edizione 2019 i nostri Nemo Profeta sono stati Roberto Zanda, il maratoneta estremo. Sfortunatissimo. Molto sfortunato. E per questo lo abbiamo voluto con noi per un incoraggiamento in un momento di crisi molto profonda. E per la cultura abbiamo premiato l'originalissimo target del giardiniere ortolano del ristorante a 5 stelle di Alba, che si chiama Enrico Costanza, un cagliaritano che vive all'estero e adesso vive in Italia ad Alba e porta davvero con eccellenza lontano il nome della Sardegna. Per il 2020 un atleta paralimpico che ha disputato con la nostra imbarcazione Freedom, comprata dall'Ordine degli Ingegneri della classe ANSA 303, una barca paralimpica. Il nostro campione ha disputato i campionati mondiali a Palermo. Non ha vinto, non ha conseguito, non era tra i primi 3 posti, però credetemi, con delle regate con tempo duro è stato davvero un'impresa quella che Alessandro Nali, il nostro collega, ha saputo fare. Invece per il 2021 abbiamo 2 campioni, ne abbiamo scelti 2 per l'eccezionalità del caso. Nel 2021 naturalmente è stato difficilissimo scegliere per l'imbarazzo della scelta tra tutti gli atleti sardi che si sono distinti, tra Olimpiadi, campionati internazionali, non sapevamo chi scegliere. Il mio cuore diceva Spissu, però poi la commissione oppure tu stesso avevi consigliato Bartolini, un atleta che ci ha fatto veramente arrivare. Non si vinceva al massimo. A livello mondiale nella ginnastica artistica da 100 anni. Ci ha fatto volare al massimo del risultato possibile e quindi abbiamo pensato di contattare Bartolini. Poi, per non fare torto a nessuno, visto l'eccezionalità dell'annata, abbiamo deciso di premiare 2 eccezionali ragazzi di 12 anni. Una ragazza che si chiama Sofia Zara ed è un'amazzone che in sella al suo pony ha vinto il campionato nazionale con una premiazione che ci ha commosso tutti, perché tutta la folla urlava Sardegna, Sardegna. Questo dopo il concorso ippico disputato a Verona, quindi è stato veramente un grande risultato e oggi Sofia sarà premiata da un nostro veterano dell'equitazione, si chiama Gianni Saba, è un collega, anche lui è andato in sella a 11 anni e oggi a 77 disputa ancora concorsi ippici. Poi l'altro premiato si chiama Pierluigi Caproni ed è vice campione mondiale di surf. Appartiene al Windsurfing Club e da lui ci aspettiamo risultati eccezionali, perché questo ragazzino dall'età di 8 anni fa l'agonistica e vince e stravince tutti i premi ai quali partecipa. Premiato da uno dei nostri veterani per eccellenza della vela, che è Gabriele Loi, campione noto a tutti per l'Obiket e il laser. E quindi questi sono i nostri campioni. Per la cultura un solo premiato, perché siamo in attesa di ricevere la conferma di una nostra eccellenza della ricerca internazionale nell'ingegneria biomedica.
In mancanza di questo, oggi comunque per il 2020 il premio è stato assegnato a Dandi Massa, il figlio di un vostro collega di Gianni Massa anche lui, ma noto a tutti come Dandi, ed è il nostro la nostra guida, il nostro profeta, il nostro faro. Gianni è l'ingegnere più votato al Consiglio nazionale da tanti anni e con lui si è instaurato un filo diretto per quanto riguarda la voce della Sardegna anche al Parlamento e alle sfere più alte. È il vicepresidente nazionale È il vicepresidente oggi. nazionale. Un'ultima cosa, prima di concludere la nostra chiacchierata. Qual è la missione di Nemo Profeta ogni 12 mesi? Ogni 12 mesi è cercare le eccellenze sarde che portano lontano, oltremare, il nome della Sardegna e lo portano con onore, ricordando a tutti che l'orgoglio sardo si diffonde dappertutto. Ed eccoci, come spesso ci accade, negli uffici della direzione regionale dell'INPS, dove affrontiamo le ultime novità. Parliamo di assegno unico per le famiglie a datare dal 1° di marzo. I numeri dicono che riguarderà 7 milioni di famiglie italiane e 11 milioni di minori. Di che cosa parliamo, direttore? Parliamo di un beneficio economico che appunto viene riconosciuto alle famiglie con figli minorenni a carico, poi con determinate condizioni l'assegno spetta comunque fino a 21 anni. Possiamo fare le domande già dal 1° gennaio, sul sito dell'INPS è previsto anche un tutorial YouTube che spiega come fare la domanda, che in vero è abbastanza semplice, e debutterà appunto dal 1° marzo e anche successivamente avrà una cadenza annuale dal 1° marzo al febbraio dell'anno successivo. Il limite per fare richiesta è giugno. Il limite per fare richiesta è giugno e facendo richiesta da giugno si avrà diritto all'assegno dall'inizio da marzo, successivamente si avrà diritto dal periodo in cui è stata fatta la domanda. Qual è l'importo medio previsto dall'assegno unico? Allora, si parte da 175 euro a figlio per chi ha un ISEE non superiore a 15.000 euro, poi piano piano l'importo decresce fino a un ISEE di 40.000 euro, a un ISEE di 40.000 euro spettano 50 euro. Oltre 40.000 euro, sempre 50 euro. Chi infatti presenterà la domanda senza aver presentato la DSU, cioè la dichiarazione sostitutiva unica che dà diritto all'ISEE, avrà comunque diritto all'importo minimo. Poi, a seconda del numero dei figli o delle condizioni della mamma che è inferiore a 21 anni o se entrambi i genitori godono di redditi di lavoro dipendente, sono previste delle maggiorazioni. I dipendenti pubblici avranno addirittura il bonifico sul loro conto corrente. L'INPS pagherà appunto l'assegno unico e quindi fino a febbraio i lavoratori dipendenti continueranno ad avere in busta paga gli assegni familiari e le detrazioni per i figli a carico. Successivamente alcune prestazioni appunto saranno assorbite da questo assegno unico, quindi ad esempio il premio alla nascita oppure appunto le detrazioni per figli minorenni o altri bonus verranno assorbiti da questa nuova misura. Poi per un periodo transitorio di 3 anni è prevista anche una certa, l'articolo 5 del decreto prevede delle maggiorazioni per armonizzare il sistema. E questo è un provvedimento del governo per combattere la denatalità. Sì, sicuramente è un incentivo alle famiglie e alle famiglie anche numerose, visto che poi ci sono delle maggiorazioni pian piano che il nucleo familiare diventa più ampio quando ci sono più figli. La cosa importante che forse non ho detto è che in caso di figli con disabilità non ci sono limiti di età. Ecco, perché qual è il limite di età previsto? Il limite di età previsto è 18 anni, poi con il verificarsi di certe condizioni, ad esempio il figlio che studia oppure ha un reddito particolarmente esiguo, l'assegno può spettare fino a 21 anni. Oltre 21 anni tornano le detrazioni per i familiari a carico. Può accadere che chi percepisce il reddito di cittadinanza possa percepire anche questo assegno? Sì, c'è compatibilità, anzi al momento non devono nemmeno presentare la domanda perché l'INPS detiene le domande di reddito di cittadinanza e provvederà direttamente.
Come si sta preparando l'INPS a questo nuovo impegno? Beh, sicuramente sono stati fatti degli adeguamenti alle procedure, quindi come avete visto già dal primo la parte informatica di presentazione della domanda era in linea e funzionante, e anche nei nostri uffici stiamo preparando il personale alle nuove regole e a questa, diciamo, nuova prestazione. Si torna a riparlare di smart working, com'è la vostra situazione? La nostra situazione al momento è quella che è stata prevista appunto anche dalla circolare che è stata emanata recentemente. Noi abbiamo possibilità di avere massimo 12 giorni al mese di smart working, ma comunque nel semestre ci deve essere prevalenza del lavoro in presenza rispetto al lavoro in smart. Poi per quanto riguarda la nostra amministrazione è stata data ampia flessibilità, nel senso che chi organizza il lavoro, purché appunto rispetti questo paletto della prevalenza semestrale, può conformare i turni mensili o settimanali in base alle esigenze. Ad esempio se c'è qualcuno che ha avuto dei contatti, chiaramente viene dato lo smart working per consentire comunque che continuino a essere erogati i servizi ai cittadini senza perdere giornate di lavoro. Nel corso della trasmissione, nel finale soprattutto, parleremo della legge stabilità della Regione, che prevede a sua volta incentivi per evitare la denatalità e lo spopolamento, e si parla di un assegno di 100 euro, soprattutto per chi vive nelle zone interne. Sarà pure questo un compito dell'INPS? Al momento non lo sappiamo, non abbiamo avuto, diciamo, richieste in tal senso. Deve ancora passare in Consiglio regionale, però molto probabilmente potrebbe essere un qualcosa che va a sommarsi al vostro lavoro. La situazione dei dipendenti INPS nel 2022, in molti hanno lasciato approfittando o utilizzando quota 100, sono previste nuove assunzioni? È stato bandito un concorso per 1806 mi sembra dipendenti, un concorso nazionale, e speriamo che le procedure si esitino in tempi stretti in modo da poter avere queste immissioni quanto prima, perché comunque appunto ogni mese ci sono le cessazioni, perché i dipendenti maturano i requisiti, vuoi anagrafici, vuoi contributivi, e chiaramente cessano dal servizio. Nell'ultima chiacchierata prima dell'inverno avevamo annunciato l'assegno unico. Nel 2022 ci potranno essere ulteriori novità che vi riguardano? C'è stata comunque già nella legge di bilancio un forte intervento sugli ammortizzatori, quindi sicuramente queste saranno delle novità. E poi vedremo un attimo il legislatore che cosa riserverà. Certo, il leitmotiv di questi ultimi anni è la necessità di Stato sociale e il ruolo in qualche modo trainante, se non da protagonista, che ha avuto l'istituto poi nella implementazione di questo Stato sociale, perché le belle norme poi hanno bisogno di essere applicate, e l'INPS è stato un po' il braccio esecutivo di questo welfare. Conclusioni. Le dedichiamo al reddito di cittadinanza. Che cosa è cambiato con il nuovo anno, con le nuove decisioni del governo che prevedono una maggiore attenzione per quel che riguarda il reddito di cittadinanza? Ci sono delle norme, cioè una normativa che è un po' più mirata all'integrità della prestazione. In ogni caso quest'anno noi abbiamo avuto tantissime richieste in Sardegna, perché dal gennaio a novembre sono stati oltre 64.000 i nuclei che hanno avuto almeno percepito una mensilità, coinvolgendo 126.000 persone. L'importo medio che c'è stato è di circa 515 euro mensili, insomma. Mi sembra che sia importante. Non per le 126, è per i nuclei, sì. Per chi lo percepisce, che in questo mese, quello di gennaio, bisogna aggiornare l'ISEE. L'ISEE sì, va aggiornato, c'è comunque da dire che la mensilità di gennaio fa comunque riferimento ancora all'ISEE di dicembre, quindi è salva. Molto bene, grazie davvero Alessandro Tombolini, direttore regionale dell'INPS in Sardegna.
Al prossimo appuntamento. Grazie, grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di questo secondo appuntamento annuale con Panorama Sardo e chiudiamo il nostro lavoro negli uffici della CNA perché risaliamo nel tempo ai report della Confederazione Nazionale Artigiani, comunicato stampa del 15 settembre 2021, proposta della CNA per la riqualificazione dei borghi dell'entroterra dell'isola. Comunicato stampa del 22 settembre del 2021, gli effetti dello spopolamento della Sardegna. 30 settembre, uno sviluppo sostenibile dei borghi sardi, criticità e opportunità da cogliere. Suggerimenti che, devo dire, sono stati accolti dalle disposizioni che riguardano la legge di stabilità. E penso che da parte vostra ci sia soddisfazione in una situazione in cui voi ipotizzate uno spopolamento della Sardegna che al 2050 potrebbe superare il 30%. Sì, siamo di fronte a uno scenario, come dire, complesso, preoccupante. I dati che lei richiamava nei nostri report prefigurano una prospettiva da un punto di vista dei fenomeni come lo spopolamento, la desertificazione produttiva, un declino, diciamo, demografico che ovviamente riguarda tutta la Sardegna, con un'accentuazione molto più forte delle aree interne, ed è uno degli elementi di criticità più grandi che ovviamente la politica, la classe dirigente sarda si trova ad affrontare, perché è impensabile
pensare di rilanciare lo sviluppo economico e avviare un processo di modernizzazione se ovviamente non si superano le diseguaglianze territoriali e non si riesce anche a mitigare la forza e la criticità di fenomeni così forti che poi producono una condizione di degrado e di impoverimento che necessariamente dobbiamo riuscire a superare. La legge di stabilità regionale, che andrà all'esame del Consiglio regionale in queste ore, in queste settimane, prova ad affrontare il tema dello spopolamento, della denatalità. Ricordiamolo, la Sardegna ha un livello davvero tra i più alti, è la regione con il tasso di denatalità più alto, 0,95 per donna. L'età del parto per quanto riguarda l'anzianità della madre siamo la seconda regione, la penultima appena dopo la Basilicata, 32, quasi 33 anni, e quindi c'è un processo diciamo inarrestabile. La legge di stabilità prova a mitigare questa condizione di criticità con tutta una serie di interventi e di supporti anche in forza della natalità. Sono importanti, ma noi poi diciamo delle cose in aggiunta che ovviamente sono anche il risultato delle considerazioni che lei faceva con le ricerche che abbiamo svolto in questi anni. Ecco, e a proposito di ricerche, veniamo ai numeri. Nel 1961 la popolazione localizzata nell'entroterra della Sardegna era pari al 47% del totale regionale. Nel 2020 è scesa al 33% e potrebbe scendere al 29,7% entro il 2050. Quindi avremo una Sardegna costiera che avrà sempre più abitanti e un interno della Sardegna svuotato. Abbiamo quell'effetto da ciambella, da una sorta di addensamento che ovviamente riguarda poi il sistema delle imprese, riguarda la socialità, riguarda gli abitanti, e a Sardegna è una sorta di guscio vuoto con l'interno che tende via via a spopolarsi. E questo è anche il frutto ovviamente delle politiche degli ultimi 30 anni. Lo segnaliamo nelle nostre ricerche, le aree dell'interno, gli investimenti che vengono fatti negli aree dell'interno hanno una dimensione che tende sempre di più a diminuire. Il 73% delle imprese sarde sono localizzate nella fascia costiera. Dal 60 ad oggi questo processo ha visto mancare in termini di abitanti 137.000 abitanti alle aree interne. Per contro 303.000 è stata la crescita della popolazione nelle aree sulle coste, e ancora c'è una quota molto forte perché di un esodo e quindi un fenomeno molto forte che riguarda ovviamente lo spopolamento delle zone interne. Oltre, se noi teniamo conto dal 2012 al 2019 le zone interne hanno perso 60.000 abitanti, 20.000 di questi si sono trasferiti sulla fascia costiera. Quindi siamo di fronte a un fenomeno che pare davvero inarrestabile, su cui ovviamente la politica, le istituzioni devono fare la loro parte. Nel particolare, per quel che riguarda il vostro settore, quello artigiano, c'è da segnalare che sono state perse in soli 10 anni 7.330 attività, con una flessione che quasi rasenta il 18%. Questo è uno peraltro dei fenomeni, e anche qui questa condizione di desertificazione produttiva riguarda in maniera davvero molto forte le aree dell'interno. E a proposito della legge di stabilità, noi diciamo che questi interventi sono importanti perché denotano un segno di attenzione, però occorre poi, insieme ai supporti, agli incentivi, ricordiamolo, è previsto un assegno alla natalità, 600 euro per ogni bambino per un periodo temporale di 5 anni, ci sono forme di supporto per quanto riguarda l'insediamento di nuove imprese, la ristrutturazione anche del patrimonio edilizio. Ecco, quindi, patrimonio edilizio, mi scusi se la interrompo, dal vostro report emerge che sono migliaia le abitazioni non utilizzate nel centro della Sardegna.
Noi abbiamo circa 47.000 abitazioni, l'indagine che noi abbiamo fatto, 47.000 abitazioni che riguardano ovviamente i borghi isolani. A questo proposito anche nella legge di stabilità facciamo ovviamente delle proposte, noi abbiamo censito i borghi della Sardegna. Mi scusi Porco, quando parliamo di borghi, qual è l'entità sulla quale andiamo a riflettere? Ma noi abbiamo fatto, come dire, abbiamo classificato i borghi sulla base di una serie, diciamo, di elementi che tengono conto ovviamente di una menù di indicatori che sono quelli che vengono presi a riferimento a livello nazionale. Abbiamo censito questi 165 borghi sardi, li abbiamo classificati peraltro anche in ordine ai livelli di attrattività, ai tratti distintivi e quindi a tutti questi elementi che possono essere utilizzati per promuovere un piano, diciamo, una strategia di sviluppo che tenga conto appunto di questi elementi che possono essere valorizzati. Ecco, voi parlate di turismo lento, che cosa si vuole intendere? Ma si intende una modalità diversa che punti non solo al turismo delle zone costiere, al turismo del sole, del massificato, ma fortunatamente vengono avanti anche nuove tendenze, cioè che sono quelle legate a un turismo esperienziale, del turista che intende vivere i luoghi e quindi vivere la realtà, i luoghi, le tradizioni, i tratti distintivi, la cucina locale e da questo punto di vista si tratta di costruire una strategia che provi anche da un punto di vista turistico ad aggiungere una nuova forma che ovviamente non è sostitutiva ma integrativa del turismo balneare che va piuttosto bene e questa forma può essere ovviamente abbinata e aggiunta a un modello di sviluppo che noi dobbiamo costruire. Coinvolgere tutta quella fascia di vacanzieri che fanno ecoturismo, trekking, cicloturismo? Tutte queste forme di turismo archeologico, sportivo, enogastronomico possono ovviamente unirsi, ma c'è bisogno di costruire un corollario e una politica di programmazione e di sviluppo che rianimi queste zone dell'interno. E i borghi noi li abbiamo classificati sulla base di alcuni di questi indicatori che sono poi attrattori di possibilità nuove, quindi tratti distintivi. Quali sono le opportunità da un punto di vista della valorizzazione del patrimonio edilizio, le presenze e quindi siti di tipo archeologico, i tratti, i beni, diciamo, le presenze di beni ad esempio culturali che possono essere resi fruibili. Quindi si tratta ovviamente, e per questa ragione noi facciamo una proposta, diciamo alla Regione Sardegna, impegniamo 10 milioni di euro, individuiamo 2 borghi o 2 aree territoriali e costruiamo un modello, una sorta di prototipo che possa essere poi ovviamente utilizzato per delineare una strategia di sviluppo sulle zone dell'interno, perché si tratta ovviamente di rimettere in moto l'economia locale. Non possiamo farlo solo ed esclusivamente in alcune con gli incentivi, ma serve ovviamente mettere in moto l'economia, creare nuove opportunità, fare in modo ovviamente che i giovani trovino opportunità di lavoro e questo significa anche creare gli elementi di servizio che sono necessari per ovviamente fare in modo che queste comunità tornino a fiorire. Andiamo in conclusione della nostra chiacchierata a verificare il vostro ultimo report, quello di fine anno, dove tradizionalmente fate i conti della situazione dell'isola. Allora, partiamo dal 2020, si è chiuso con un pesantissimo meno 9,6%, il peggior dato nazionale in assoluto, anche peggiore di quello del Mezzogiorno. Nel 2021 si stima, ormai è certo, una crescita del più 4%, che è più bassa di quella nazionale che supera il 6%. Sì, il dato è buono nel 2021, anche se ovviamente non arriva al dato nazionale, le ultime stime ci dicono intorno al 6,3%. Andiamo male se teniamo conto del biennio, perché il biennio 2020-2021 abbiamo una
come dire, una decrescita della ricchezza prodotta che ci colloca agli ultimi posti tra le regioni italiane. Il dato va guardato, come dire, in positivo, perché più 4% nel 2021 significa che il 2022, se noi ovviamente riusciamo a utilizzare bene le risorse che arriveranno, che sono disponibili, abbiamo la possibilità di consolidare ed incrementare questa crescita e ovviamente di provare a rilanciare il sistema economico come noi tutti auspichiamo. Un altro particolare che voi evidenziate è quello della difficoltà nel credito e nell'autofinanziamento delle imprese. Questo è uno degli elementi di criticità, abbiamo livelli di sofferenza tra i più alti d'Italia e questo fatto inevitabilmente si scarica sui tassi di interesse. Anche qui il tasso di interesse praticato alle PMI in Sardegna è intorno al 9%, che è uno dei più alti d'Italia, e questo è uno dei fattori che più pesano nel creare delle condizioni di penalizzazione al consolidamento della ripresa economica. Insieme a questo gli andiamo ovviamente a indicare e dobbiamo lavorare sugli altri elementi di criticità e quindi costruire, qualificare il tessuto produttivo, riposizionarlo in termini competitivi e costruire condizioni per fare in modo che l'export, come diciamo, che peraltro pesa molto poco nelle dinamiche di costruzione della ricchezza isolana, è troppo preponderante la parte che riguarda il petrolifero e ovviamente la parte manifatturiera e anche dell'agroalimentare ha buone prospettive di crescita e su queste bisogna lavorare se noi ovviamente vogliamo avere in termini di prospettiva trend di crescita che sono quelli che comunque l'economia isolana può raggiungere. Stanno per partire i titoli di coda, un'ultima valutazione sulla quale andiamo a riflettere è quella del mercato del lavoro regionale. Elevatissimo il numero dei precari che rappresentano il 18,5% e poi c'è un 18,8% che riguarda la disoccupazione giovanile con classi di età da 24 a 34 anni. Questo è appunto uno degli elementi di difficoltà sulle quali ovviamente bisogna operare, lo si può fare se si rilancia il sistema economico, perché gli elementi di criticità strutturale del mercato del lavoro sono legati alle condizioni di debolezza che abbiamo vissuto in questi anni e quindi occorre operare con politiche attive, rimettere in moto gli investimenti, delineare quei programmi che sono molto importanti utilizzando bene le risorse del PNRR e anche quelle combinate che si aggiungono del settennio 2021-2027. Una sfida complicata e difficile ma che può ovviamente essere portata a compimento se tutte le componenti della società isolana ovviamente collaborano e operano in una condizione di determinazione e di efficacia nel portare avanti queste politiche. Grazie davvero Francesco Porcu, segretario regionale della Confederazione Nazionale Artigiani. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a voi. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.